pane salvaggio. E ora se picceride cu qua restaro, spiò Giovannino. Che non c'è so papà, disse Filippo. So papà c'è e non c'è, disse Calorio. Bastiano non è che può stare sempre in tracuide. Indro aveva l'aggravio l'armale. Rapue, l'uomo non può fare né ora né mai quello che fa una mamma. Chissà, morte riscasso fu. Abbonarmi mia pari sia sempre, mortoletate, avanti repace care mace, disse Filippo. Una mace e i figli se l'acquisce meglio. Chi è vero e non è vero, arrepigliò Giovannino. Noi, quando morì abbonarmi mia pa, erano tutti nichi, scanse pericolo, erano come a chi se Sebastiano, se picciri di ancora restare orfani. 5 figli. E il più grande era io che avevo 11 anni. 5 figli e mia mamma sì. E arrestemmo come si suole dire in mezzo nasciata. Io non dico che a mano rabbonarmi mia pa, in tra di noi c'era l'abbondanza. Chi no? Ma però una fede pane non ne mancava mai. E non solo, in tra di noi c'era sempre d'unione, da contentizza. Come salute mi cercavamo rioido, parse che ne scurava il mondo. Abbonarmi mia ma in principio solo era riverso, ma roppo sabellio pure ida. O chiancia, qua domandava pane, chi non aveva scarpe, chi non aveva veste. Noi di caruse li tecavamo sempre per niente e per nulla ne sciarreavamo. Nella casa c'era un fierno appiccicato. E da meschina, abbonarmi mia mamma che voleva fare. Sordi non ce n'erano. Noi non è che avevamo proprietà, che avevamo cose, non avevamo niente. E chiancia sempre, chiancia e si respirava. Un giorno, sempre ci penso, quei lacrime all'occhio, mi chiamava solo e mi disse: figlio mio, vino tempo che te ne giri a mangiare pane salvaggio. Io da cudà, da parole mia ma non la capie, solo che capì che me ne aveva giri a mangiare pane, ma da parola salvaggio non la capie. Non domani mattino abbonarmi era mezzonetto, un signore mi montò in paradiso. Mi metti a cavallo assieme con lui e partemmo. Un muzzonetto. Figlio mio, onde ti porto io non è un posto buono. Ma tu ora sei granuzzo e binno tempo che ti buscare il pane pure tu. E camminavamo. Io a cavallo, io in gruppa. Per accurzare il discorso mi portavo a Calugno. Mi portavo a Calugno e mi portavo in una massaria. De cane di uomini in scansa, come vittero un cognare a noi. Non ti scantare, mi disse mezzonetta, ti a niente te fanno. E davvero fu. Come scendemmo la mula, de cane s'avvicinarono. Ne venne a sciaureare. Io avevo delle causuzze corte, che t'hanno, wow, sapete, che usiamo tutte le cause corte, ma non mi fecero niente. I cani di guardia, disse Filippo, e i piccerini niente ci fanno. Sono capaci che uno anno ci candidiano e amme, ma i piccerini non ci fanno niente. Sopra un momento, arripigliavo Giovannino, si ricampava Iddo. O Massaro Peppe Cognera, o padrone della massaria, un possente cristiano, che paria un santo mascolo. Come sto Massaro Peppe si arrecampava,
mezz'unitto so che fu ci risse. Stettero una arrancatella a chiacchierare. A poi mezz'unitto salutavo pure a mia e se ne io. Se ne io e io restai là, con il massaro Peppe. Come arrestai con il massaro Peppe, subito io mi mettevo a fare servizio. Ca mi disse, non ci sono auto caruse, non ci sono manco gli arzuna, ci siamo solo noi. A casa voglio galattenere pulita, che fuori parassito le piere non ne voglio. I quararuna, i cische, un busonetto, a ruotola, a cazza, un maidiero e tutte cose hanno essere pulite e resettate. E ora pigli tu bummolo e va all'acqua. A fontana è là, sotto il peripranio. Io restai là, a di campagne, a di sciare, con di causuzze corte, e amme sempre sciate. Un giorno, mentre che io ero assieme con Ido, fuori la mannera, che pecore avevano sbroccato allora, sto massaro Peppe a di morte un mi fa, cammina con mia, e mi portavo intra. Come ci siamo intra, vedi a chi sto che chiudì la porta. Che cosa per chi chiude la porta, pensai? Sopra il momento, chi sto mi afferravo a rire, mi inserragliavo con merazzo, quanto io non mi potevo muovere. Con l'auda mano mi calavo di causuzze corte che via e lo disgraziato ficio comero suo. Le chiantere mia, mamma, papà, e chiangia e girava. L'onno mano fece a rire. A voglia che io cercavo relatearmi, per non mi incognare proprio con Ido. Come finemmo a rimangiare, che io stavo resettando pane, lo disonesto palatere fuoco mi ave, ma afferravo e lo fece a rire. Le chiante, le runa mie si sentivano resapidone. Ma eramo intra, da eramo fuori il mondo. Ido, come si addazzava le cause, e apriva la porta e addezzava per montata, per gli tagliare per pecore. Io, come vitti che Ido ne scio e se ne io per montata, aspettai quanto vi dovuto tracordare e addezzai a correre per Pennina e corria di sciaresciare di campagne. Ma non è che sapeva estate, corria e basta. Quando gli cae a Baddone, incontrai o Sobbicenzo Manciacaniglia che chiamava per fatti sue a cavallo da mula. Che onde te ne stai in? Mi domandavo Sobbicenzo che mi vitte fuori a teatro da sorte maniera. Me ne vai per ginza, ci dissi io chiancino. Come a Saro Peppe non ci stai più, e non mi fa chissà che staudo. Che può essere mai, mi disse o Sobbicenzo. Ra, babisco, io Massaro Peppo canuscio. Credo che è cristiano queste cose. Cammina che ci accompagno io. No, io non ci torno, io non ci voglio ir, non ci vai, me ne vai niente. Basta tanto risse e tanto feci, fino a che mi mettevo a cavallo con Ido e mi portavo a rirare. Per 2 giorni, eppure l'onnomane o Massaro Peppe non mi toccava proprio. Non si incognava né picca né assai. Non si incognava e non mi disse manco una parola. Io, o solito, arresattai tutte cose, e all'acqua, ci consavo iaccio a Ido e mi consavo pure quello mio. Però veria che Ido mi tagliava, veria che... Un nuovo romano mattino, Ido si arrestava le case. Si arrestava le case che aveva salari e ricotte e a me mi mandava coi pecore in noschino dai auto. Io mi contentavo a combattere con pecore
basta che gli era lontano riddo. E gli era da, coi pecore. Ma lo scanto mio era sempre che io mi faceva ridere so come aveva fatto. Non era io, a casa si veria precisa. Si veria a casa, si veria a piano. Troppo una bella arrancata che io era da, coi pecore. Un massaro Peppe si affacciava davanti alla porta e mi bagnava. Giovannino, vieni qua. Ma ci sono i pecore, ci rispondevo io. E lasciali fottere i pecore, lasciali stare onde sono e vieni qua. Io mi persuadii perché mi voleva dare. Mi persuadii e mi scattiava un tremoliccio che trovava come una foglia. Signora, oh, ora vieni, ci vanniai. E no, come io ci rispondi, signora, ora vieni, se ne trasio a rere per gintra. Io che fece? Come vite che io se ne trasio per gintra, scanci di pigliare per pennina, pigliai per montata. Adesso per montata mi metti a correre come un coniglio assicurato di cane. Corria e mi sdrupava e mi sciava a me virazza, il cuore mi battia come un tamburo. Mi pariva che nel momento là lui non mi aveva giungere, mi aveva afferrare. Finalmente arrivai in stradone. Arrivai in stradone, ma non mi a nudo. Non la trovai a nudo. Qual è la tata a pigliare, dissi io. Mi setta eri sta la tata o la tata? E se non sbaglio? Basta, sapendo quale santo mi aiutava, insertai alla tata giusta e corria. Corria quanto una mensurata. Quando gli cae o contrasto, propriamente a portello contrasto, contrai a mezzonetto che veniva remessetta e se ne stava ieno catano mezzonetto, aveva una coda o un asco e se ne stava ieno una coda. Come vitte, mi preae, mi parse un angelo mannato lo Signore. Giovannino, che tu, che ci fai? Ma domandavo mezzonetto. Dove stai iendo? Me ne vai per gintra. Perché? C'è cosa? Io, stanco che era, addiuno che era, scandato che era, come io non mi spiavo c'è cosa, scoccolai a chiangere. Mezzonetto, o Signore mi ci arrefrisca l'arma in paradiso, vedendo che io mi metti a piangere, scendi una mula, venne da mia, mi fece una carezza. Io, mottato com'era, non ci potevo contare il fatto per come camminava. Basta, Mezzonetto mi pigliava per mano, cominciammo a scamminare assieme. Il meschino che fece, utava la mula e scanci di resina per un asco, mi pigliavo per mano e scamminavo assieme con me. Quando Mezzonetto vide che io mi arreserii tantissimo, con una buona parola che aveva io, mi spiava a ridere e io a picca ci contai tutto il catamino. E non mi fa chisto che stavo, ci disse io. Ah sì, disse Mezzonetto, ora ci penso io. Mi metti a cavallo assieme a qui e partemmo per Messetta. Quando arrivemmo a Messetta, che arrivemmo in Giannemia, abbonarmi a mia mamma senza sospettio. Per una mano si priava che mi vette, per un'altra mano era meravigliata che io era là. Che tu dice, casi, com'è che tornaste? Ma ho visto che io ero sbattuto e stanco da sorte maniera. Io aprivo il cascione lo tavolino, sfilavo che c'era quanto mezzo pane, me ne tagliavo una fetta, pigliavo una credenza un pugnino di fico secchi, mi fece assettare. Mangia, figlio mio, mi disse, mangia che sicuro che hai fame. Mentre che io mangiavo, Mezzonetto ci contavo tutto il discorso a mia mamma. C'è questo e quest'altro, ci disse Mezzonetto.
o piccerino ragione aveva che se ne scappava. A buona muzza di mia mamma ascoltava il chiangia si muzzicava in mano. Mischina cos'ha che penaranne, cos'ha che raggia che via. E io che posso fare la mariata mia? Io che ho soldi per pigliare un avvocato. Da buon'arma mi lasciavo sola con tutti sti carintoli. Io certe ruppere non ne posso sciogliere. Ci vaio io, ci disse Mezzonetto. Ora va là sta mula, torna a riere qua e ci imo tutti i giorni commissario. Ridi tempo, se ve la ricordate, a Messtretta c'era un nucleo. C'era un nucleo e c'era un commissario Sacellò. Cacuomo, disse Caloro, io me la ricordo preciso. Un nucleo era a San Francisco e chi su commissario Sacellò era una carogna. Era una carogna con chi di sbarre, ripigliò Giovannino, ma il suo mestiere lo sapeva fare. Come era fatto, quando arrivemmo da e Mezzonetto ci contava fatto, io, o commissario, si aiutava con me e con da buona parola mi spiavo. A picca si fece contare il fatto, preciso per come camminava, ma domandava un fu, come mi tenia, so che faceva, quanto voto l'aveva fatto, insomma, voi si contato come si suole dire, o pilo l'uovo e o mastro che fece. Troppo redà, io proprio, commissario Sacellò, ne mandava un numerico sanitario. Tanno, che ve la ricordate, un medico sanitario era il dottor Locascio. Il dottor Locascio mi ci accompagnava a buon'arma di mia mamma. Mezzonetto non ci venne. Mia mamma ci consegnava da carta che ne aveva dato commissario Sacellò. Il dottore leggio, troppo mi fece calare le cause e mi visitava buono per buono. All'ultimo mi fece una carta pure io e a buon'arma di mia mamma la carta ci ha portato il commissario Sacellò. Per accursare il discorso, a chi non l'arrestarono, che era pigliato da proprio o calunnia, o fu dato una lira e dopo 3 mesi ci fu il processo. Ci fu il processo e lo condannarono a 6 anni e 7 mesi. A oggi che io un massaro Peppe Cognera via l'avvocato e noi invece avvocato non ne avevamo. Ci rettero 6 anni e 7 mesi realera. Io però di 6 anni e 7 mesi se ne scontava solo una metà. Tanto c'era la verra, a poi trasiere americane, insomma dopo 3 anni e 4 mesi uniscero. Uniscero ma sempre una mala fine fece. E poi si fece vecchio, carriera mala salute e stette per 30 anni all'Agnone. All'ultimo arrestavano un funnilietto senza manco palora. E stette assai. I parenti stessi se ne vennero rispeziati. Chisto paria che moria e non moria mai. Risiava morte come pane, ma la morte in nido non c'ia. Alle volte, dicevano certe vicine, non muore che aspetta sua figlia. Come a Saro Peppa aveva una figlia maritata a negocia e con suo papà erano scerreate e chi da non ci voleva ir a berillo manco a punti morte. E intanto Massaro Peppa non poteva morire. Basta, se ci mettiero gente pomienzo, convincero a sua figlia, a fecero venire a Messtretta. Ma chi non morì lo stesso? Insomma, per accursare il discorso c'ha per chiamare a morte. Come esso il discorso di chiamare a morte, spiava Filippo. Un discorso di chiamare a morte, risse Calore. A succedere che quando uno ammettimo ha mangiato carne di verue o puramente ha bruciato l'uovo, non può morire. Arriva al punto che sia morte ma non può morire. Che a morte in nido non ci va. L'antichi dicevano, qua brucia le uve o mangia verue non muore più.
perché uovo assieme con la pierta che forma una croce e la croce non si può bruciare. La stessa cosa succede con i verui, perché i verui dice che sono benedetti da Dio. Propriamente, ha ripigliato Giovannino, e Saota, sua figlia, e abbonarmi a chiamare razza per idina, a chiamare sopra la tieto rennido proprio, che questo stava a casazza e ci vannearo, che bruciaste uovo o mangiaste verue. Ci vannearo a tre volte, e così Massaro Peppe morì. Mischetina, disse Filippo, vuol dire che signore vitte. Fece a fine che si meritava, disse Calorio.